Prima la siccità, poi un maggio da dimenticare e ora la grandine. Non c'è pace per l'agricoltura padovana flagellata dal meteo. Le ultime grandinate hanno causato ulteriori danni a vigneti, ortofrutta e mais e c'è il rischio concreto che un terzo della produzione provinciale vada in fumo. Abbiamo avuto un periodo molto siccitoso, poi abbiamo avuto un periodo molto piovoso e quindi creando problemi di asfissia, problemi anche di coltivazione, poi adesso è arrivata la grandine, quindi è una situazione difficilissima, pericolosissima per il mondo agricolo, il quale sta soffrendo in maniera particolare per le proprie produzioni e per la propria qualità dei propri prodotti. L'unica soluzione per i coltivatori è l'adesione a polizze assicurative, ma l'associazione di categoria chiede l'attivazione dello stato di calamità. Oggi abbiamo interpellato la VEPA per i controlli e per la delimitazione delle aree per chiedere lo stato di calamità, perché è l'unico strumento oggi che l'agricoltura può fare. Noi però siamo propensi nella modifica delle norme comunitarie, nelle norme anche nazionali, per dare la possibilità agli agricoltori di farsi le proprie assicurazioni e quindi avere le agevolazioni assicurative. E non c'è solo il tempo a tenere in apprensione gli agricoltori padovani, perché un'altra piaga incombe da tempo sul settore. Ci mettiamo anche un'altra peste che sta travolgendo le nostre aziende frutticole, più di 600 ettari, ricordo a Padova per quanto riguarda pere e mele, si chiama cimice asiatica. Molte aziende oggi sono in grosse difficoltà per gli attacchi di questa peste, perché io la chiamo questo è il nome suo, e oggi queste aziende sostanzialmente, soprattutto quelle biologiche che non hanno la possibilità di utilizzare prodotti convenzionali, vedono la perdita di oltre l'80% della propria produzione.